L'amministrazione comunale di Agrigento spende oltre 150.000 euro per l'acquisto di 2 bagni chimici da installare in città, cosiddetti di ultima generazione, completamente automatizzati, e saranno collocati uno a Villa Bonfiglio e l'altro nel centro della città. Il Comune, in una nota stampa assessoriale, ha spiegato che gli stessi bagni sono autopulenti, autosanificanti attraverso una centrale operativa con schermo touch totalmente accessibile anche ai disabili più gravi, che proiettano Agrigento tra i capoluoghi dove gli standard primari sono in linea con le altre città italiane. Ma a pensarla in modo diverso il vicepresidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che in una sua nota stampa afferma come: ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione comunale agrigentina, ma chi spende 150.000 euro per 2 bagni prefabbricati anziché riammodernare e adeguare quelli esistenti non può dirsi un bravo amministratore. Di Rosa continua affermando che l'installazione di 2 bagni pubblici prefabbricati la spacciano per un'installazione epocale, mentre l'unica cosa epocale è il costo dell'operazione. Mi lamento, continua Di Rosa, per l'assenza di bagni pubblici dal 2013. Ho sempre gridato che una città civile non può avere dei bagni pubblici funzionali e adeguati a ogni zona. Adesso finalmente leggo che ne installeranno 2 e grido alla vittoria, alla ritrovata civiltà. Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione, poi apro l'albo pretorio e trovo tanto di determina, la numero 3206 del 30 dicembre 2021, un sussulto allo stomaco, uno sdegno alla povertà, una botta al mio già precario modo di vivere in questa città. Sono stordito da ciò che leggo, un'amministrazione pubblica, l'amministrazione del Comune di Agrigento, che va a manifestare col suo sindaco a Roma per la scarsa condizione delle casse comunali. Cosa fa? Spesa effettuata per l'acquisto di 2 bagni chimici prefabbricati autopolenti manovabili da remoto. Costo della manovra economica 155.510,38 per 2 bagni prefabbricati. Con questi soldi, continua Di Rosa, si adeguavano e ristrutturavano tutti i bagni della città, uno per ogni quartiere, bagni in cemento a prova di vandali, bastava fare 2 conti e con questo investimento si potevano ripristinare e adeguare ai migliori standard mondiali tutti i bagni già esistenti, fare una gara per la gestione da affidare a una cooperativa del terzo settore utilizzando i soldi della tassa di soggiorno. È inutile, non siete proprio cosa di amministrare soldi pubblici, chiude il comunicato stampa di Di Rosa. Non è così che si può risollevare un comune dal probabile fallimento.